Questa mattina, presso l'Auditorium San Nicolò in centro storico a Chioggia, si è tenuto un incontro che ha visto coinvolte molte scuole del territorio in una presentazione del lavoro di educazione civica svolto dagli stessi studenti durante l'anno. La consigliera Barbara Penzo, Dem, aveva presentato in tal senso un ordine del giorno in Consiglio Comunale per chiedere che all'argomento educazione civica venisse posto un accento più importante, ordine del giorno bocciato in Consiglio. Oggi è stata la dimostrazione dell'importanza che l'educazione civica ha nelle scuole di ogni ordine e grado, presenti gli istituti comprensivi, scuole primarie e secondarie di primo grado, ma anche le scuole secondarie di secondo grado. Ogni classe ha portato il suo progetto che include temi che vanno a 360 gradi nell'inclusività e in quello che è l'interfacciarsi nell'ambiente, nel territorio, nella società. Il corpo insegnante ha dimostrato con la presentazione di oggi la capacità di cogliere difficoltà trovando soluzioni, di cogliere ogni opportunità per insegnare ai bambini che gli ostacoli si possono rimuovere, a partire dall'insegnamento del linguaggio dei segni, e poi alla cura dell'ambiente, a conoscere il territorio in cui si vive, ad affrontare i problemi sociali ragionando su quali possono essere i modi di affrontarli. Le insegnanti si adoperano perché l'educazione civica si manifesti in ogni gesto, dal buttare le cose nel bidone corretto, al non sprecare, all'essere curiosi per capire. La giornata di oggi, preparata di fretta con tempi ristretti, come asserito a Barbara Penzo, ha dimostrato che i ragazzi si stanno preparando da tempo ad integrarsi nella società da protagonisti e non da spettatori, e oggi non si sono fatti cogliere impreparati. Nelle scuole, come ha detto un insegnante, l'educazione civica la facciamo ogni giorno. Porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale, in primis quelli del sindaco Mauro Armelao, che purtroppo non è riuscito a raggiungerci. E oggi è giornata di giunta, quindi purtroppo non siamo riusciti a partecipare dall'inizio a questa manifestazione, ma abbiamo approfittato di questa pausa assieme all'assessore Manuel Ciociare per raggiungervi, per portarvi perlomeno i nostri saluti. E ringrazio i promotori di questa iniziativa e anche i dirigenti scolastici e i ragazzi tutti che si sono prestati a questa bella iniziativa, perché incentiva una riflessione su tematiche importanti e quindi stimola il senso civico dei ragazzi, e questo è quindi un importante appuntamento di riflessione che può portare solo a crescere i ragazzi. Quindi non vi rubo altro tempo, perché i veri protagonisti di questa giornata sono i ragazzi stessi, e quindi buon lavoro. Grazie mille per il saluto. Armelao di Chioggia invece premia Marco Scarpa, che insomma tanti di noi conoscono, ha una lunga carriera calcistica, inizia molto giovane come giocatore appassionato, prosegue la sua esperienza come allenatore e dirigente per assumere nel 2012 l'incarico di osservatore nazionale di calcio. Attualmente ricopre l'incarico di match analyst nello staff dell'attuale CT Roberto Mancini, un carissimo amico, e all'Europeo 2021 è stato nello staff campione d'Europa, che ci ha regalato sogno. Ieri, 25 aprile, nell'ambito delle celebrazioni di San Marco a Venezia, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, nella splendida cornice del Palazzo Ducale, ha premiato Marco Scarpa, match analyst della nazionale italiana uscita vittoriosa dagli ultimi campionati europei, in quanto eccellenza metropolitana. Presente all'importante manifestazione durante la quale si è esibito il coro del Teatro La Fenice di Venezia, anche altri sindaci del territorio metropolitano, ognuno dei quali ha presentato una propria eccellenza.
Il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Enrico Veronese, si fa portavoce del testamento dell'ultimo partigiano chioggiotto Zerlino Boscolo Marchi, morto lo scorso anno 95enne, con la speranza che sia dedicato un qualcosa, non importava cosa, alle partigiane e partigiani antifascisti, sperando che questa amministrazione colga l'invito. Veronese ha ricordato la guerra sul fronte ucraino, ribadendo che l'associazione appoggia la popolazione ucraina e la sua resistenza e rispondendo alle considerazioni fatte il giorno prima da Ressler, ha voluto sottolineare che urge che i cittadini russi siano aiutati a liberarsi di Putin e delle sue politiche e afferma che cerca gli amici di Putin in Italia non li trova nei paraggi dell'Ampi. Il 21 aprile, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, si è svolto un incontro tra i componenti della Giunta di Unioncamere del Veneto e il presidente dell'Autorità di Sistema dei Porti di Venezia e Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio, e il segretario generale dell'Autority. Nel 2021 i traffici per i porti di Chioggia e Venezia hanno visto un incremento, ma al centro dell'incontro le linee strategiche di sviluppo e l'opportunità per il futuro in un'ottica di probabili sinergie. L'autorità di sistema ha mostrato i piani di investimento e gli interventi che condurranno i porti veneti a diventare hub per la produzione e distribuzione di energie da fonti rinnovabili e hub ferroviari. Sono sicuro che quello che abbiamo intrapreso oggi rappresenta l'inizio di un percorso di cooperazione per la realizzazione di azioni sinergiche al servizio del territorio, ha affermato Fulvio Lino Di Blasio. Puntiamo ad aumentare l'efficienza e la competitività del sistema portuale veneto grazie anche allo sviluppo della funzione logistica, della ZLS e dei servizi alla merce ad alto valore aggiunto, sicuri che questo possa garantire l'insediamento di nuove realtà industriali e di nuovi operatori terminalisti e lo sviluppo di settori non direttamente portuali, ma a questi accessori. Sono tutte azioni che hanno incontrato larga condivisione di intenti e che ci vedranno impegnati nel perseguire un unico obiettivo, quello di essere al servizio del tessuto produttivo, soprattutto in un momento storico peculiare come quello che stiamo vivendo. Fonte ANSA. Allora, sapete, vi chiediamo sempre il supporto del canale Chioggia Azzurra, che è su YouTube praticamente. È importante sia se volete anche, diciamo, essere aggiornati con la notifica, quindi c'è la campanellina, dovete cliccare sul simbolo e poi sulla campanellina, in quel modo praticamente automaticamente quando vengono caricati i video venite, diciamo, avvisati. È un modo anche per sostenerci, perché il canale più, diciamo, ha dei risultati e maggiore, diciamo, è il ritorno, diciamo, sia di immagine ma anche la possibilità di propagandare le notizie. Solo questo, grazie e ciao. Ciao, buongiorno. Allora, come potete vedere dalle immagini, già da questa mattina ma anche nel pomeriggio, sull'antenna, quella mega antenna che c'è nel parcheggio che c'è di fronte alla cam dei saloni, in pratica, e stavano potenziando gli apparati. Allora i tecnici, quelli che lavoravano lì, sono andati un po' dicendo spero che mettiate il 6G, e mi hanno detto no, guarda, stiamo potenziando la rete 4G eccetera eccetera. Qualcuno mi ha detto invece che stavano comunque preparando gli apparati per il 5G. Comunque, al di là che la notizia non è confermata, perché ogni volta che c'è qualcuno che mette le mani su un'antenna salta fuori subito il pseudo comitato che ha paura che la terra, le radiazioni e tutte queste cose qua. A parte questo, quello che è di concreto è che a oggi, vi ricorderete che avevamo pubblicato quel servizio sulle antenne all'interno del campanile del Duomo che dicevano no, non sono 5G, sono 4G eccetera eccetera. Allora, gli apparati sono sempre uguali praticamente, perché ormai tutta la tecnologia della comunicazione sta andando sul 5G, quindi l'apparato è sempre quello e stanno già cominciando a switchare, si dice un po' così, a spostarli sul 5G. In realtà chi ha i telefonini 5G già in più zone vede che dà il segnale 5G, però, e questo ve lo posso confermare, non è una notizia, non è ufficiale, ma in realtà c'è, perché abbiamo parlato con alcuni addetti un po' più di grado elevato. Praticamente, siccome continua a esserci questa fobia, perché è una fobia del 5G,
allora stanno investendo gradualmente, un po' perché ci sono i comuni che quando il comune, un'amministrazione va a elezione, allora c'è sempre il genio del comitato che ha paura del 5G e quindi stanno zitti, stanno calmi, in pratica non lo fanno, ma in realtà stanno potenziando la rete, quindi un po' alla volta, quindi si spera che entro qualche mese, perché già adesso, ripeto, come stavo dicendo prima, chi ha gli apparati 5G, che ce ne sono pochi ma ce ne sono, vede già che va in 5G, però in realtà l'utilizzo pieno è col 4G+, ecco. Quindi di tutta questa pappardella che vi sto raccontando è che il 5G c'è già. Vi ricorderete che molti mesi fa ci sono state un sacco di polemiche sia per le antenne all'interno del campanile del Duomo sia da altre parti, ma è una tecnologia che ci serve. Vi ricordo ancora una volta che durante il periodo di pandemia la rete era in grosse difficoltà perché eravamo tutti quanti a casa attaccati ad internet. Internet ci serve, quindi ben vengano le società che investono in questo settore.